I bambini del villaggio erano invece molto preoccupati. Quel bambino diventava ogni giorno più magro e triste. Al tramonto si trovavano tutti, gli davano la loro merenda e quanto avanzava in casa. I bambini inventarono fiabe meravigliose per lui, ma la tristezza non gli passava mai. Tutti insieme presero una decisione. Affinché si riposasse, avrebbero fatto un po' del suo lavoro. Siccome erano bambini, quel duro lavoro li stancava molto e non lasciava loro il tempo né di giocare, né di studiare, né di andare al cinema. Gli adulti si accorsero allora che i bambini erano sempre molto svogliati e molto deboli. Un giorno li seguirono di nascosto e li videro lavorare. Credettero che il gigante obbligasse i bambini a lavorare per lui e lo cacciarono. Via, via, vattene via! Vai via, vattene! Ma proprio in quel momento arrivarono i genitori del bambino. Erano stanchi. Certo, avevano girato il mondo in cerca di lui e dopo tanto camminare finalmente si riabbracciarono. Mamma, papà! Gli adulti si convinsero finalmente che quel gigante era solo un bambino. Nel piccolo villaggio tutti gli adulti ritornarono a lavorare e impararono che nessun bambino deve lavorare, neppure se è gigante. In un mese d'agosto, per la durata di una notte, esistette un pianeta molto strano. Era simile alla Terra, però i suoi abitanti erano un po' diversi dai terrestri. Avevano infatti un occhio solo. Quest'occhio però era meraviglioso. Con esso si vedeva anche al buio, a distanze notevoli e attraverso le pareti delle case. Si vedevano anche gli astri come il telescopio e i microbi come il microscopio. In quel pianeta i bambini erano allevati come quelli sulla Terra. Quella notte, inspiegabilmente, sul pianeta nacque un bambino con 2 occhi. I genitori ci rimasero un po' male. Si consolarono però in fretta perché era un bambino molto allegro e molto simpatico. I suoi genitori erano contenti di vederlo crescere sereno. Lo bocciarono comunque da molti medici. Ma la sua non era una malattia. I medici non sapevano cosa fare. Man mano che cresceva il bambino aveva nuovi problemi. Per esempio, la sera gli occorreva la luce accesa per non inciampare. A scuola il bambino con 2 occhi non riusciva ad imparare le cose come i suoi compagni
Eugenio, quante zampe ha un acaro? Non lo so, maestra. Non vedo così piccolo. Io lo so. Erika ne ha 7. Brava Erika. E tu Eugenio, vieni vicino a me, non ti preoccupare, useremo il microscopio. La maestra faceva in modo che anche Eugenio vedesse le cose come le vedevano gli altri, ma lui non era felice e pensava che da grande non sarebbe servito a niente. Ad un certo punto però si accorse che i suoi occhi vedevano cose che gli altri non vedevano. Eugenio corse subito dalla mamma. Mamma, di che colore vedi gli alberi? Gli alberi sono grigi. Ma no, sono verdi. A scuola il bambino con 2 occhi raccontava ai compagni che cosa vedeva. Il sole è giallo, i pomodori sono rossi e il cielo è blu. Eugenio vedeva le cose multicolori. I suoi amici volevano sentire ciò che diceva sui colori degli oggetti e della natura. Ascoltare quel bambino era molto emozionante. Eugenio venne molto amato e alla sua diversità non pensò più nessuno, nemmeno lui. C'erano molte cose che non poteva fare, ma quelle che sapeva fare lui non riusciva a farle nessun altro. Diventò grande e si sposò con una bellissima ragazza. Quando nacque il loro bambino, tutti riconobbero che era molto bello, anche se aveva un occhio solo. Allora, cari amici, vi devo salutare, è giunto il momento degli arrivederci. Dunque, ho visto che tutti questi bambini hanno imparato molto bene i diritti, loro e di tutti gli altri bambini. Dunque, io devo riprendere il mio voyage, perché tutti i bambini devono conoscere i diritti. Certo, la convenzione l'abbiamo scritta per tutti i bambini del mondo.